Omicidio a Catania, 4 forse 5 colpi di pistola esplosi in rapida successione, poi la fuga. Nel primo pomeriggio di ieri un 46enne, Samuel Nizzari, è stato ucciso a colpi di pistola in via Carrubella 93 nel quartiere di San Giovanni Galermo. A sparare, nonostante i colpi di bastone ricevuti dal figlio, minorenne della vittima, suo malgrado testimone del gravissimo fatto di sangue, sarebbe stato un ottantenne, Camillo Bonaccorsi, al culmine di una lite per futili motivi tra vicini di casa. L'assassino, che non vive nella stessa palazzina ma aveva lì un deposito garage, è stato rintracciato dalla polizia nella sua abitazione di Pedara ed è stato portato in questura. Durante l'interrogatorio ha avuto un malore ed è stato trasferito in ospedale. Pare che la discussione sia nata per alcuni lavori fognari che dovevano effettuarsi nello stabile. Samuel Nizzari, che lascia 2 figli adolescenti e la moglie, abitava al secondo piano della palazzina e già in passato pare che avesse avuto discussioni con Bonaccorsi e, quanto afferma un vicino di casa, la vittima ha sempre lavorato come rappresentante di prodotti alimentari e agroalimentari, era una persona tranquilla, dedita alla famiglia, conosciuta da tutti. Probabilmente Bonaccorsi aveva pianificato tutto nei dettagli. All'appuntamento con la vittima il pensionato si è presentato con una pistola alla cintola. Ieri pomeriggio, poco dopo pranzo, Camillo Bonaccorsi ha citofonato in casa di Samuel Nizzari e ha invitato il rivale a raggiungerlo in strada. La vittima è scesa in pantaloncini e infradito, convinto probabilmente di non doversi attendere alcunché. Invece, dopo pochi istanti, si è innescata l'accesa discussione che ha portato il pensionato a impugnare la propria arma e a fare fuoco. Nonostante la presenza di alcune persone sul posto, lo avrebbe certamente inchiodato. 2 bambini, sì. Sì, una moglie e 2 bambini, una ragazzina e un altro ragazzino. Ovviamente che sono ancora in età scolare e giustamente si è venuta a creare questa situazione qua, purtroppo ne piangiamo le conseguenze. Io ero al lavoro, me l'ha detto, diciamo, mia moglie, che è la sorella, diciamo, del defunto, purtroppo defunto. Quindi Samuel è suo cognato? Certo, sì. Non le aveva detto se c'erano problemi con dei vicini? Guardi, noi onestamente ultimamente i rapporti, siccome io sono separato con mia moglie, non abbiamo avuto rapporti, diciamo, molto stretti al momento, però ovviamente quando ci vedevamo siamo sempre stati in buoni rapporti, perché ripeto, la persona onestamente è una persona meravigliosa, una persona splendida, che qua lo conoscono tutti quanti nel quartiere e tutti quanti possono testimoniare di questa situazione. Di qua a essere ucciso barbaramente, diciamo, come un animale sul ciglio di una strada, onestamente è una cosa raccapricciante. Anche perché è stato un vero e proprio agguato, cioè è stato atteso. Sì, sì, perché mi hanno detto quale guardia onestamente che era in ciabatte, quindi di conseguenza una persona non è che va in giro in ciabatte e gli dicono magari scendi che discutiamo la cosa di qua, poi ovviamente si esce fuori per dire un'arma e si fa fuori quella persona, onestamente è un modo, non esiste un modo buono sicuramente, ma questo è molto barbaro sicuramente come metodo.